Sulla terrazza ho due sorelle di Pierre Auguste Renoir, data di produzione 1881, dimensioni 100,5 x 81 cm. Si trova all'Art Institute of Chicago. Il quadro è davvero molto tenero e i soggetti sono appunto due bambine che a quanto pare sarebbero sorelle, con alle spalle un bel paesaggio naturale. Il titolo Due sorelle è stato dato alla tela da parte di Renoir, mentre l'altro nome con cui è conosciuto, ovvero Sulla terrazza, invece gli è stato concesso dal primo proprietario della tela, ovvero Paul Durand-Ruel. Anche questa volta la terrazza che viene rappresentata è sempre quella della Maison Fournaise, che si trova nei piccoli sobborghi di Parigi. Renoir sembra che sia veramente molto legato a questo luogo, dato che lo utilizza in ogni sua angolazione per ottenere innumerevoli ambientazioni per i propri quadri, proprio come accade nell'altro quadro La colazione dei canottieri. Cerchiamo di dare un'occhiata più da vicino a questo quadro. I soggetti rappresentati sono due dolci bambine che si trovano in primo piano e proprio accanto alla più piccola è presente un piccolo cestino con all'interno diversi rotoli di lana di diverso colore. Alle spalle delle due bambine possiamo trovare un piccolo spaccato del paesaggio naturalistico francese con la Senna che riflette nelle proprie acque alcuni alberi che fanno da sfondo all'intera scena. Secondo alcuni studi sembrerebbe che la protagonista più grande fosse Jeanne Darlot, che in seguito diventerà anche un'attrice molto famosa e nel momento in cui è stata ritratta all'interno di questo quadro pare avesse solo 18 anni. Non ci sono pervenute delle informazioni dettagliate su chi fosse invece la sorella più piccola, che a quanto pare sembra non essere stata ancora identificata, e stando ad ulteriori indagini sembrerebbe che queste due bambine addirittura non fossero sorelle o che fossero unite da un qualche tipo di legame. Prima di giungere all'Art Institute of Chicago, la tela è passata attraverso le mani di diversi possessori. Per prima cosa venne acquistata da Paul Durand-Ruel, che come indicato in precedenza è stato colui che ha denominato questa tela Sulla terrazza. Nel 1882 il quadro è stato proposto in pubblico alla settima mostra degli impressionisti e successivamente ritroviamo le tracce di questo quadro nella collezione di Charles Frusci, un altro collezionista d'arte. Nel 1892 sembrerebbe che il quadro sia tornato fra le mani della famiglia Durand-Ruel, per poi giungere, dopo qualche altro movimento, nel 1993 all'Art Institute of Chicago, dove risiede attualmente. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi invitiamo anche ad iscrivervi al canale Il Cappello di Irma. Inoltre vi invitiamo come sempre a visitare il nostro sito che è gratuito www.ilcappellodiirma.it. Grazie e arrivederci al prossimo video.